Si apre ufficialmente la stagione sciistica con buone prospettive, almeno così dicono gli addetti ai lavori, a partire già dal primo ponte lungo di dicembre. Questo che arriva dunque sarà il primo fine settimana sulle piste da sci di Veneto e Trentino. E proprio in Trentino, grazie al deciso abbassamento delle temperature fin dallo scorso weekend, sono entrati in azione gli impianti di innevamento programmato che oggi coprono oltre il 90% delle piste. E dopo un lavoro incessante da parte degli addetti delle società funiviarie attendono i primi sciatori della stagione. Una situazione in divenire che gli appassionati possono però monitorare in tempo reale dal nuovo portale visittrentino.it attraverso le webcam installate nelle diverse località. Si scia dal prossimo weekend a Madonna di Campiglio, verranno aperti la telecabina Grosté 1 e 2, la seggiovia a 6 posti Grosté Express nella schiarea a Folgaria Fiorentini e nel comprensorio ad Amello Ski Ponte di Legno Tonale. Trento Funivie comunica anche la parziale apertura del Monte Bondone. I primi fiocchi di neve sono già caduti anche in Veneto, portando il sorriso sui volti degli esercenti che vogliono essere ottimisti dopo le ultime stagioni decisamente poco favorevoli, e le prenotazioni sono il primo fondamentale segnale positivo di un'auspicata inversione di tendenza. I prezzi assicurano sono in linea con la stagione passata e da sabato gli appassionati potranno tirar fuori gli attrezzi del mestiere da garage e soffitte, sciolinare e partire. I primi ad aprire i battenti saranno in Cadore le piste del Faloria nella parte alta e la pista baby, mentre l'intero comprensorio di Cortina darà il via alla sua stagione nel weekend tra il 4 e il 5 dicembre, comunque in anticipo rispetto all'anno scorso. Nel comprensorio sciistico veneto i frequentatori delle piste di Zoldo, Selva e Parafavera dovranno aspettare ancora una settimana e rimandare le loro discese a venerdì 4 dicembre. Stagione infine di transizione per l'altopiano di Asiago, con l'impianto delle Melette 2000 chiuso tutto l'inverno per investimenti strutturali e su piste da 10 milioni di euro con cui rilanciare l'immagine dei 7 comuni.